Buongiorno. In piedi, a voce alta, deve leggere la dichiarazione che è scritta su quel foglio con cui si impegna a dire la verità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Si accomodi. Prego, pubblico ministero. Signor Facchinieri, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei conosce Luca Risso? Sì, lo conosco. Che tipo di rapporto ha avuto con Luca Risso? È stato il mio ex fidanzato. Da quando a quando? Sono stati insieme circa 4 anni, considerando che la nostra relazione è finita 2 anni fa. 2 anni fa sarebbe il 2010? 2009, non era ancora il 2010 quando è finita. Era settembre del 2009, mi sembra. Sicura di questo? Mi sembra di sì, più o meno. Vabbè, poi vediamo. Senta, convivevate insieme, lei e Risso? Sì. Vivevate insieme. Perché è finita questa relazione? È finita perché non andava più bene, non andava più bene. Quindi per motivi sentimentali vostri, non in riferimento a terze persone? Sì, principalmente per motivi nostri, diciamo. C'è stato anche un riferimento a una terza persona? Beh, sì, c'è stato. E ce lo vuole dire chi è questa terza persona? Ruby. Ruby. Quindi Ruby, intesa come El Marug Kerima, Sì. ha attivato, ha iniziato, ha allacciato una relazione con Luca Risso? Sì. In concomitanza quando Luca Risso stava con lei? Esatto. Signora, mi dispiace. No, Ecco, appunto, lo chiarisco. In concomitanza sì. quando stava con lei. Lei lo ha scoperto o le è stato detto? Mi è stato detto, l'ho scoperto più che altro tramite giornali. Tramite giornali. Senta, lei ha conosciuto Ruby? Sì. Quando e come ha conosciuto Ruby? L'ho conosciuta dentro l'Albicocca, che è un locale che è a Genova, dove io lavoravo. Lavorava come cosa? Mi occupavo, ero a tempo indeterminato lì come cassiera, organizzavo magari le feste. E chi era il proprietario dell'Albicocca? Il proprietario era Luca. Quindi Luca Risso, Sì. Luca Risso era il proprietario dell'Albicocca. Sì. Aveva anche altri locali? Aveva anche il Fellini. Il Fellini. La domanda che le avevo posto prima e su cui l'ho interrotta era come aveva conosciuto Ruby. Veniva a fare delle serate lì dentro come cliente, io l'ho conosciuta lì perché veniva lì, ballava, poi era una ragazza che si faceva notare, quindi. Quando? Quando intorno la prima volta mi sembra che era arrivata addirittura ad agosto. Di che anno, signora? O 2009, io non mi ricordo bene le date, 2 anni fa più o meno. Noi abbiamo una serie di intercettazioni versate in atti che si riferiscono all'anno 2010, da cui si evince che il rapporto fra lei e Risso era ancora in essere. Sì. Lei conferma questo dato? Sì. Quindi lei, adesso che abbiamo stabilito l'anno, il 2010, riesce a ricordare la stagione, il mese in cui conobbe Ruby all'interno dell'Albicocca come cliente? Intorno all'agosto. Agosto di 2 anni fa. Quindi siamo ad agosto 2010, corretto? Sì. Ruby veniva come cliente? Sì. Da sola o in compagnia? Quasi sempre da sola, con qualche ragazza, ma non Con qualche ragazza? Sì. E cosa faceva nel locale? Beveva, ballava, quello che fa un cliente normale. Ha lavorato poi presso questi locali, No. Fellini e Albicocca? No. Lei sa se si è mai esibita presso questi locali? Se le risulta, signora? No, nel senso, lei si esibiva, ma perché si doveva mettere in mostra, una ragazza particolare, assolutamente particolare. Cioè, cosa vuol dire si voleva mettere in mostra? Iniziava a ballare, poi ad un certo punto si metteva sulla console, iniziava a ballare in modo provocante davanti a tutti e io mi arrabbiavo parecchio. Infatti l'ho allontanata più e più volte dal locale, comunque, perché non era un locale che comunque c'era un pubblico rispettoso e quindi a me dava fastidio che dentro il locale ci facessero. Prego, l'ho interrotta e le chiedo scusa. Che Prego. presso il locale si facesse? Che dentro il locale ci fossero questi tipi di esibizioni. Quindi questa cliente, un po' anomala, dice lei, saliva su che cosa? Sul cubo? Su che cosa? Sul palco? Sì, non c'era neanche un cubo, c'era una console un po' più in alto. Una console, che non ho Sì. capito esattamente cosa sia, comunque saliva su questa console e si esibiva in maniera scomposta. Esatto. E il proprietario, che era Luca Risso, la richiamava o no? Sì, la richiamava. E il Ruby se ne disinteressava? No, di questi dichiari? scendeva.
Però scendeva e continuava la sua serata come se nulla fosse. Lei ha mai visto se Ruby si è spogliata nel corso di queste esibizioni? No, spogliata no. No, ballava in modo provocante. Sì. Consumava da bere, da mangiare, io non so cos'è, anche il ristorante, l'albicocca o è Sì, solo consumava da mangiare. da mangiare? Chi pagava? Non lo so. Lei era alla cassa, Non quindi sempre. l'ha detto prima. No, sì, io mi occupavo della cassa, ma mi occupavo anche, diciamo, di organizzare feste, queste cose qua. Quindi a volte ero magari a organizzare un matrimonio piuttosto che un... Perché si facevano anche i matrimoni? Sì, lì? sì. Ho capito. Ma la sera era night club? Era discoteca? No, era un locale, sì, stile discoteca, ma poi non c'era un vero e proprio palco piuttosto di... Cioè c'era un ristorante e attiguo un contesto Sì, adibito a discoteca. esatto. È così? Ho capito bene? Bene. Quante volte è venuta Ruby? Che lei ricordi, signora? All'Albicocca un paio di volte perché poi io non l'ho più voluta. Ah, quindi riuscì a determinarne l'espulsione, diciamo? Sì, assolutamente. Bene. E Ruby è andata al Fellini per caso? Sì, cioè dopo ho scoperto che era il Fellini. Lo ha scoperto dopo? Sì. Lei non aveva sospetti allora? No, perché comunque... Allora, signora Facchinieri, io tenga presente ci sono delle intercettazioni versate in atti, lo dico anche a sua tutela e come atto di riguardo nei suoi confronti. Allora, lei sa se il signor Luca Risso ha allacciato, non una relazione sentimentale, un rapporto, diciamo così, di frequentazione, di consuetudine Sì, con assolutamente. Ruby? Sì. Le risulta questo? Sì. Bene, lei era gelosa? Molto. Era molto gelosa. E visto che aveva espulso, diciamo così, Ruby dall'Albicocca, lei ha acconsentito a che Risso intrattenesse questo rapporto con Ruby? No, però io ero dentro l'Albicocca tutto il giorno a lavorare, Luca lo vedevo solo la sera quando tornava a casa e quindi non è che riuscissi a controllarlo più di Però tanto. lei adesso ha detto che le risulta che i due avessero una frequentazione e un rapporto. Beh, sì, mi risulta perché poi... Come le risulta? Da quello che poi è stato, cioè che è poi uscito. Cioè No, io le domando se allora le risultava e le faccio anche una domanda più precisa. A lei risulta che nell'ottobre del 2010, si segni bene questo periodo mentalmente, nell'ottobre del 2010 Luca Risso ed Elma Rugga Karima si sentissero, si frequentassero, si vedessero, si parlassero. Non assiduamente, non di nascosto, cioè no. Quindi non di nascosto, quindi palesemente, ne deduco? Ho deduto No, bene? palesemente davanti all'Albicocca, cioè poteva succedere dentro l'Albicocca, ma quando c'era anch'io, ma nel senso in modo molto scherzoso. Poi al di fuori non lo so. Non lo sa. Le risulta che Luca Risso e Ruby il 6 ottobre del 2010 si siano recati in Milano? Sapevo solo Luca. Non sapeva Ruby? No. Lui mi ha detto che andava su da solo. Le ha detto, ma una volta che Luca era a Milano, e per Luca Risso, Luca intendo Luca Risso, lei ha saputo che c'era anche Ruby lì? Sì, l'ho saputo. Quindi il 6 ottobre lei sa che con Risso c'è Ruby a Milano. Sì. Siamo d'accordo? Sì. Sì. E perché Risso va con Ruby a Milano il 6 ottobre 2010, signora Facchini di Serena? Non lo so, lui andava da solo perché doveva parlare con delle persone, mi ha detto. Chi erano queste persone? Mi aveva detto, cioè, non è che mi aveva detto che andava su per parlare con una persona che era un certo avvocato. Chi era questo avvocato? Il nome ora non me lo ricordo. Né il nome né il cognome? No. No. Bene, e poi cos'altro le aveva detto Luca Risso in ordine alla giornata del 6 ottobre 2010 in cui si recò a Milano? Niente, poi mi ha telefonato e mi ha detto chi c'era lì con lui. E che cosa le disse, E signora? io mi ricordo solo che mi aveva parlato di Lele Mora e poi di questo avvocato e di altre persone che non mi Chi ricordo. erano queste persone? Non mi ricordo i nomi. Che cosa stavano facendo? Stavano parlando con Ruby. Quindi Ruby era presente, ne deduco? Sì. Come giustificò il fatto che Ruby come era arrivata a Milano, con Risso o senza Risso? Non me l'ha mai detto. Non gliel'ha mai detto. Come giustificò il fatto con lei il suo fidanzato? Era il suo fidanzato allora? Sì. No, scusi, Sì, mi permetta, mi consenta di finire la domanda e poi dare la risposta. Come giustificò, se giustificò con lei il fatto che Risso aveva accompagnato o era comunque presente a Milano con Ruby il 6 ottobre? Gli ha dato una spiegazione dopo? No. Signora, io vorrei capire questo. Lei dice, vedo questa ragazza. Innanzitutto le pongo una domanda. Lei sapeva quanti anni aveva Elma Rugga Karima? L'ho scoperto dopo, sì.
Ma allora, signora, nell'agosto-settembre 2010, lei sapeva quanti Non mi anni ricordo la data, cioè non mi ricordo quando io ho scoperto che era minorenne. Ma lei si ricorda se Ruby, presentandosi, ebbe modo di chiarirle in qualsiasi contesto dialogico, cioè di discorso, la sua età? Sì, ma E lei cosa le disse? che aveva 24 anni. Ecco, quindi Ruby le disse che era maggiorenne. Sì. Lei ha detto che spinge il suo fidanzato, proprietario di 2 locali, in Genova, giusto signora? Sì. A mandare via Ruby perché la disturba l'atteggiamento scomposto e provocante che questa ragazzina ha e quindi le dà fastidio. Quando poi sa che il Risso si trova a Milano il 6 ottobre 2010 con Ruby, lei ha chiesto spiegazioni al suo fidanzato? Allora, Luca da quella serata è tornato a casa alle 7 del mattino, io ho provato a chiamarlo tutta la notte, aveva il cellulare sempre spento, e quando è tornata a casa mi aveva detto che era stanco, che poi avremmo parlato, e da lì, ora non mi ricordo esattamente perché poi ho cercato, grazie a Dio, di cancellare quel periodo. Comunque, dopo credo 2 giorni io sono partita, sono andata a Napoli da una mia amica perché volevo prendermi del tempo, perché comunque la nostra storia era palesemente finita, cioè non continuo a raccontare bugie, quindi io non... Quindi Risso non torna a casa a dormire sostanzialmente la No, sera, tornando no, alle 7 del no. mattino, ne deduciamo che. Bene. Mi vuole dire qual era il suo cellulare all'epoca? Quello che ancora, credo, 334... Ancora meglio, ce lo dica. 334... Molto bene. Faccio riferimento all'SMS trascritto in atti, signor Presidente e signori giudici del Tribunale, al numero 05667. È l'SMS del 6/10/2010 alle 22:43:59 in uscita dal cellulare di Luca Risso verso il cellulare della signora che è testè detto. Testo SMS. Sono nel bel mezzo di un interrogatorio allucinante. Puntini, puntini, puntini. Ti racconterò, ma è pazzesco. Se lo ricorda questo SMS? Sì. Qui si parla di interrogatorio. Che interrogatorio era? Non lo so. Non l'ha mai saputo, No. non lo sa, Luca non gliel'ha No, detto. io ora, sinceramente, quello che Luca mi ha potuto dire e quello che io poi ho letto sui giornali, cioè, sono le stesse cose, quindi io non ricordo... lei fa realmente... confusione, vuole Sì, dire questo? sì. Sì, allora io però le ricordo che il 6/10/2010, messaggio 05668 delle 22:45, lei risponde: stai attento, puntini puntini, ricordati Grano. Cosa voleva dire, signora Facchinieri? Perché Luca teneva praticamente nel cassetto, quello sotto della macchina, gli incassi del Fellini, e io semplicemente gli ho ricordato di prenderlo. Cioè, allora, mi faccia capire la sequenza. Lei che scuola ha fatto? Sono laureata. In che cosa? Biologia. Quindi lei è una dottoressa biologa? Sì. Ottima scolarizzazione, laureata. Quindi lei, in risposta immediata, 6/10/2010, 22:43:59, 6/10/2010, 22:45, 10 secondi, cioè 2 minuti dopo, a questo messaggio: sono nel bel mezzo di un interrogatorio allucinante, puntini puntini, ti racconterò, ma è pazzesco. Lei dice: stai attento, ricordati Grano, ma si riferisce ai soldi che ha lasciato in Sì. macchina. Questa è la sua spiegazione. Bene. Valuteremo. Allora, andiamo avanti. 6/10/2010, 23:42, 13 secondi. Do il tempo eventualmente di... No, seguiamo. Prego, signor Presidente, grazie. 05682. Testo SMS in uscita dal cellulare di Risso sul cellulare della signora Facchinieri. C'è un asterisco che è una chiocciolina. Io sono ancora qui, è sempre peggio quando ti racconterò, aperta parentesi, se potrò, puntini puntini, chiusa parentesi, ti renderai conto. Siamo solo a gennaio 2010 e in mezzo ci sono pezzi da 90. A cosa si riferiva il signor Risso? Penso sempre a a quello che stava succedendo lì. Cosa stava succedendo? Un interrogatorio. Un interrogatorio. Chi era presente a questo interrogatorio? Ruby e queste altre persone, Lele Mora e queste altre persone. C'era anche Lele Mora all'interrogatorio Sì, presente, c'è scritto signora negli Facchinieri? SMS. Sì, Quindi lei conferma questo fatto? Sì, Lele sì. Mora era presente a questo interrogatorio con Ruby, molto bene. C'era un avvocato anche in questo interrogatorio? sì.
Si ricorda come si chiama questo avvocato? No. Si ricorda se era l'avvocato Luca Giuliante? Sì, era lui. Quindi lei conferma che a Sì. questo interrogatorio era presente l'avvocato Luca Giuliante. C'erano anche altre persone? Sì, ma non ricordo i nomi. Non si ricorda? E si ricorda, Luca le ha detto che tenore, quale oggetto avesse questo interrogatorio? Cosiddetto interrogatorio, diciamo. Che stavano parlando comunque di Ruby e... No, non mi ricordo. Non se lo Cioè, non mi ricorda. ricordo i messaggi, non me li ricordo. Andiamo avanti. Faccio presente che ho testé letto il messaggio 05682. Siamo solo a gennaio 2010 e in mezzo ci sono pezzi da 90. Punto. 6/10/2010, 05681, in uscita dalla difesa di Risso, testo sms, aperte virgolette, chioccioletta, punto esclamativo, non so che cazzo ci faccio qui, punto esclamativo, se vuoi ti chiamo e capisci, ti chiamo, rispondi ma non parlare, e solo se sei nel silenzio assoluto, ok, punto interrogativo. Lei sa se poi Risso la chiamò e la mise in ascolto di quello che stava accadendo? Sì, mi ha chiamato ma non si sentiva nulla. Ma quindi ne deduciamo che Risso fosse presente all'interrogatorio? Sì. Cosiddetto interrogatorio? Sì. 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 Quindi a questo interrogatorio, riassumiamo, erano presenti sicuramente Lele Mora, l'avvocato Luca Giuliante, Ruby e Luca Risso. Chiedo scusa, giusto? Sì. Testo sms 6/10/2010 2347.28 05685. Questo è in entrata sull'utenza di Risso. Lei risponde: qualcosina, ma prendeva male. Ma dove sei? Perché stanno interrogando Ruby? Perché tu ascolti tutto? C'è Lele o solo l'avvocato? Punto interrogativo, chiocciolina, chiuse virgolette. Lei perché fa queste domande al suo fidanzato? Perché ero preoccupata. Ma lei sapeva che Risso si era recato a Milano per accompagnare Ruby a un interrogatorio? No, sapevo che... No, allora, io non sapevo che che lui andava con lei, io sapevo che doveva andare a parlare con questa persona. Chi è questa persona? Luca Giuliani. Ora vuole spiegare al Tribunale per quale ragione il signor Luca Risso doveva andare a parlare con l'avvocato Giuliante a Milano, visto che lei dice che Ruby... Per quale ragione? Perché dovevano parlare... Non lo so, perché comunque lui non lo so. Perché lui continuava comunque a parlarmi di lei, che è poverina, che era indifesa, che aveva bisogno di aiuto, e lui gli stava vicino. A me dava fastidio, gli dicevo che secondo me non era il caso che lui stesse vicino a questa persona, e lui comunque faceva di testa sua. Cosa... Questa qua. Signora, lei è sicura di non avere saputo prima che accompagnava Ruby ad un interrogatorio? No, assolutamente. No. Andiamo avanti. Sono all'SMS in uscita dall'utenza di Luca Risso 05687 del 6/10/2010, 23:54 35 secondi, sull'utenza della signora Facchineri. Aperte virgolette, chiocciola, c'è Lele, virgola, l'avvocato, virgola, Ruby, un emissario di lui, maiuscolo lui, virgola, una che verbalizza, comunque tranquilla, è tutto molto tranquillo, sono qui perché pensano che io sappia tutto, chiuse virgolette. Chi è l'emissario di lui? Parlava di Berlusconi. Quindi c'era un emissario dell'onorevole Berlusconi in quell'interrogatorio? Sì, evidentemente sì. Molto bene. Testo sms 6/10/2010 23:54, in uscita dal telefono di Luca Risso, in entrata sul telefono della signora Facchineri, aperte virgolette, chiocciola, puntini puntini, ciao, ci sento dopo. Telefonata numero 05693 del 7/10/2010, ore 00, mezzanotte 39.32 secondi, in uscita verso la utenza della signora Facchineri dall'utenza di Luca Risso. Gliela leggo tutta. Pronto? Facchineri. Risso, amore, ehi, eccomi, dove sei? Risso, sono ancora qua. Ora sono sceso un attimino a sotto. Sono venuto a far 2 passi. Facchineri.
Risso, lei e Su, che si sono fermati un attimino, perché siamo alle scene hard con il P, puntini puntini, con, puntini puntini, con la per, con la persona. A chi si riferiva? Le faccio una domanda molto precisa, signora Facchinelli. A chi si riferiva Risso? Si riferiva al Presidente. Al Presidente Berlusconi? Sì. Ma figurati, sì. Con lei, Risso, cioè, sbuffa, guarda, ti racconterò tutto, vabbè, non dirmelo per telefono, no. Risso, no, no, infatti, brava, brava, perfetto, ma brutte cose? No, 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 ma no, anzi, lei forse è meno di tutte le altre, però Belin, sono i nomi che sono, Belin. Chi sono le altre? Non lo so, Cosa facevano le altre? non lo so. Visto che dice che Ruby faceva meno delle altre, il termine di raffronto sono le altre, cosa facevano le altre, Non lo signora so, lui non Serena mi ha Facchinelli? lui non mi ha mai parlato di quella telefonata. Ma signora Facchinelli, dopo avete parlato? No, lui non mi ha mai raccontato nulla. Cioè, lei sa che c'è questo interrogatorio, lei sa che ci si riferisce al Presidente Berlusconi, lei dice che le scene hard con il si riferiscono Sì, alle beh. scene hard con il Presidente Berlusconi e non chiede a Luca Risso, il suo fidanzato, Luca scusa, mi puoi spiegare un attimino, se non altro come curiosità civica, niente. No, io ho provato a parlargli, ma è stato impossibile, lui si è allontanato completamente da me. Cioè, Quindi lui la mattina del 7 ottobre 2010 si eclissa improvvisamente dalla sua vita e voi non parlate mai più di questa storia. no, io poi ho letto tutto, cioè dopo neanche, penso una settimana, neanche sono uscito tutto quello che è uscito sui giornali, io ho visto tutto da lì. Allora riprendo la lettura. Ma no, 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 ma no, anzi lei forse è meno di tutte le altre, però Belin, sono i nomi che sono, Belin. Lei, Risso, e quindi non so, adesso ormai non posso andarmene, ma lei si fermerà, credo, qua. Facchineri, Risso, credo che si fermi qua, perché comunque dovrebbe fermarsi, perché domani poi lei deve ancora, puntini puntini, Facchineri, continuare? Risso, non lo so, adesso vedo un attimino, ma poi tra poco torno su da Luca. La mia presenza non è che è, cioè non me ne vado, nel senso che non posso dire ciao me ne vado, perché nel senso mi sembra anche maleducato. Facchineri, Risso, me ne sto lì, sembra che io me ne sto lì, tanto gli avvocati seguono, quindi virgola, sembra che io, puntini puntini, pensano che io sappia tutto. Boh, non lo so, sembra che io sia il papà di sta ragazza qua, Belin, comunque il tutore. Cosa vuol dire pensano che io sappia tutto? Sappia tutto cosa? Non lo so, Non lo sa. no. Facchineri è infatti risolieve, non lo so, risolieve, speriamo bene, cioè vabbò. Allora Risso gliela affidiamo? Cioè Risso ride, poi allora Risso vabbè, la prende lei o no, risolieve, cioè Risso puntini puntini, Facchineri e rimase inculato Belin. Sì, infatti. Facchineri no, Risso dai amore, ci sentiamo dopo così vedo un po' di giocarmela. Facchineri, Risso dice dai amore, ci sentiamo dopo così vediamo un po' di giocarmela. Facchineri, vabbè, se riesci a venirtene via, noi qua, Luca, cioè Risso, puntini puntini, non c'è risposta verbale. Facchineri è un delirio oggi, Risso, puntini puntini. Facchineri, vabbè, poi ne parleremo a casa, un casino con Eric e Tony, un casino enorme, vabbè, mi racconti, dai, sì, ciao ciao ciao. Quindi dalla telefonata, signora Facchineri, si capisce che vi lasciate in perfetta armonia. Sì. Perché qua è tutto un amore, dai amore, ci sentiamo dopo, non fare tardi, siete affettuosi, siete reciprocamente mancano dolci. Allora, e siamo a 00:39 del 7/10. Come mai lei dice al tribunale, come testimone, che la mattina invece non discutete per niente? Perché mancano tutte le altre 25 telefonate che le ho fatto dopo, forse.
Sì? Bene, allora ce le racconta le 25 telefonate. Non ci sono state, perché io ho provato che lui, ma ad un certo punto mi sembra che mi avesse telefonato e mi avesse detto io devo andare qua, che vado in una discoteca qua a Milano, poi ti chiamo dopo. Da lì poi ho provato a chiamarlo tutta la notte, non mi ha più risposto, il suo cellulare era staccato e è rientrata a casa alle 7 del mattino. Lei era furiosa? Cosa? Era furiosa? Sì, parecchio. Parecchio. Sapeva a quel punto che Risso aveva partecipato a un interrogatorio con Ruby, giusto? Sì, sapevo che era a lì. quel punto. Cioè, da quello che mi ha raccontato, sì, Lei viveva in quale casa? Sua o di Risso? di Luca. Di Luca. Chi è che va via? Risso lascia la casa o va via lei? No, Come vado funziona? via io. Cioè lei fa le valigie e il 7 ottobre 2010 va via, è sicura signora? No, io mi sono presa 10 giorni per distacco da lui e sono andata a Napoli da una mia amica. Non ricordo esattamente la data, però poi in quei 10 giorni è scoppiato il boom sui giornali. Quindi signora, poi sui giornali arriva. Sì. Quindi signora, mi faccia capire, lei a Napoli quando parte? Il 7? No, non mi ricordo la data. Ecco. Ci pensa un attimino signora. Ci sto pensando, Quanti ma giorni è rimasta a casa con Luca Risso dal 7 in poi? non mi ricordo. È rimasta qualche giorno con Luca? Non lo so, non mi ricordo. Io lui lo vedevo solo la notte. Sì, Mi ma ripeto. era una fidanzata arrabbiata. Avrà chiesto un chiarimento, non avete mai parlato? No, non abbiamo mai parlato. Lei lo ha rivisto Luca dopo... Io l'ho visto la mattina alle 7 del mattino. Dopo la mattina alle 7 del mattino, lei lo ha rivisto Luca Risso? Non mi ricordo quando, la data e il giorno. Forse magari sono anche andata a dormire da mia madre, non me lo ricordo. Quindi signora, lei questo interrogatorio dove vi sarebbero stati Luca Giuliante, Ruby, Luca Risso, Lele Mora e un emissario dell'onorevole Berlusconi, non ha saputo più niente altro? No, ha detto Berlusconi, attenzione, poi rileggiamo i confermi. Sì, l'ho letto sui giornali. No, lei prima risponde, poi si leggono le trascrizioni, c'è il tribunale sovrano, grazie a Dio. Lei prima, io le ho domandato, le ho domandato chi era l'emissario di lui, chi si riferiva a questo lui, e lei ha detto Berlusconi. Sì, perché l'ho letto sui giornali. Quindi è una sua deduzione. Sì, Lei non sa se questo emissario fosse un uomo legato a Silvio Berlusconi. lo immaginavo da quello che comunque raccontava anche Ruby, cioè da tutto quello che raccontava lei. Adesso ora apriamo questo capitolo, però non guardi né me né i rispettatissimi avvocati, guardi il tribunale, faccia questa cortesia. Allora, cosa diceva Ruby? Le ha mai parlato Ruby di Silvio Berlusconi? A lei o a Risso? Sì, ma mi aveva parlato che lo conosceva, che era suo amico, che conosceva un sacco di personaggi famosi, ma ha anche raccontato che era fidanzata con Corona. Mi ha raccontato un sacco di cose. Sì, poi arriviamo a un sacco di cose. Io però le ho fatto una domanda su Silvio Berlusconi. Mi ha raccontato che era amico di Silvio Berlusconi. Bene. Le ha mai detto la signorina El Marouche Rima che aveva frequentato la residenza dell'onorevole Berlusconi? Sì, me l'aveva detto. Le aveva detto in che contesti, cioè che cosa succedeva? Facevano delle cene, mi diceva. Le ha mai detto, e pongo questa domanda con spirito di garanzia, la signorina El Marouche Rima se aveva avuto rapporti intimi con Silvio Berlusconi? Mai detto. No, però signora, vado oltre. Gliel'ha mai negato? Non gliel'ha mai detto? Non ne avete mai parlato? Non siamo mai arrivati a parlarne. Benissimo. Le disse la signorina El Marouche Rima, lei sapeva la nazionalità di El Marouche? Sì, l'ho scoperta dopo. No, signora, guardi, mi faccia una cortesia. L'ho saputa, con sì. rispetto mi rivolgo a lei. Lasci stare i giornali. Quello che le ha detto El Marouche, le disse la sua nazionalità? Mi ha detto che era brasiliano. Brasiliana. Però scusi signora, lei è una persona colta, lo capisce se uno è brasiliano? Aveva l'accento brasiliano? No, I brasiliani non è parlano anche l'accento. portoghese, questo è notorio, possiamo darlo per scontato. Bene, allora, aveva una cadenza brasiliana è famosa, anche a volte sbeffeggiata umoristicamente, nel senso migliore del termine, voglio dire. Aveva la cadenza brasiliana la signora? No, non ce l'aveva. Oh, che cadenza aveva? Una cadenza normale, italiana. Italiana? No, nel senso dal suo accento non si sente particolarmente, non Signora, saprei dare lei un'indicazione si è geografica. fatta un'idea
Sulle tasse le era fatta un'idea autonoma, eh? Quanti anni gli dava lei? No, comunque sicuramente maggiorenne. Perfetto, sicuramente maggiorenne. 1, 2, sulla nazionalità se l'era fatta un'idea su quella che poteva essere la sua provenienza? No, no, sinceramente no. Cioè non era, sicuramente svedese no, nordafricana, sudamericana, queste grandi aree l'aveva individuata, collocata? No. Sì, può darsi, ma non gli davo neanche peso sulla sua... Signora, poi il peso glielo assegnano i giudici, lei risponde alle domande finché mi vengono consentite, scusi, Sì. Lei si era fatta una convinzione sentendola parlare sulla sua provenienza etnica? Sì, sicuramente non pensavo fosse brasiliana, ma... Benissimo. Da dove pensava che venisse? Non lo so, non me lo sono mai chiesto. Non se l'è mai chiesto. Beh, se lo ponga adesso, secondo lei da che zona geografica proveniva il Marouk Karima? Marocchina. Ora perché lo ha letto sul giornale? Perché marocchina è molto precisa. Dico, araba, nordafricana. Sì, arabi. Araba. Quindi sì. Lei allora la individuò come un'araba, una giovane araba? Sì. Sì. Ha mai fatto la danza del ventre la signorina El Marug presso i vostri locali, i locali di Luca Risso? No, davanti a me mai. Dentro l'albicocca no. Uh-huh. Lei sa, poi torniamo alla precedente domanda, le risulta mai visto se la Ruby all'interno dei locali approcciasse dei clienti, maschi ovviamente? No. Cosa vuol dire approcciare un cliente, sedersi al tavolo? No. No? Non l'ha mai vista? Veniva con le sue amiche. Sì, con uomini l'ha mai vista? Parlare con degli uomini, ma arrivare con degli uomini no, non mi ricordo. Sedersi a un tavolo, signora, con degli uomini, lei l'ha mai vista la signorina El Marug? Non che mi ricordi. Non che mi ricordi. Torniamo a quello che la signorina El Marug le diceva dei rapporti con Silvio Berlusconi. Innanzitutto, lo diceva a lei o lo diceva a Luca Risso o lo diceva a entrambi? Lo diceva a chiunque. Lo diceva a chiunque. Oltre lei e Risso, a chi l'ha detto? A tutte le persone che conosceva, le persone che lavoravano con noi. Quindi lei a chiunque divulgava, quindi all'interno dei locali, della Bicocca? Sì. Divulgava questa amicizia presunta o reale, vedremo, con Silvio Berlusconi. Così? Sì. Bene. Era stata a casa di Silvio Berlusconi per quello che diceva El Marug? Sì. Quante volte? Non lo so. Silvio Berlusconi le aveva mai fatto dei regali ad El Marug, sempre per quanto raccontava la minore El Marug? Non mi ricordo se me l'ha detto esplicitamente a me. Cioè, non mi ricordo se lei mi ha raccontato di aver ricevuto dei regali da lui. Gliel'ha detto Risso? No, intendo la Ruby. Ma Risso le ha mai riferito che Ruby aveva ricevuto dei regali? No, mai. Che cos'altro le ha detto in riferimento alla frequentazione con l'onorevole Berlusconi? Queste cose, nient'altro. Come era arrivata a conoscere Silvio Berlusconi, che è una persona importante, era il Presidente del Consiglio? Non me l'ha mai raccontato questo. Non gliel'ha mai raccontato? No. Ma voi gliel'avrete chiesto? Io non parlavo tanto con Ruby perché non mi piaceva come persona. Signora, io non voglio indulgere. No, avvocato Gherini, mi permetta. La ragione prima di tutto. Una persona le dice che frequenta il Presidente del Consiglio dei Ministri. La domanda spontanea è: come l'hai conosciuto? Credo, almeno nel mondo dei ragionevoli. È così, non gliel'ha chiesto? No, se credi che quella persona racconti un sacco di balle. Ah, perfetto, ho dato una risposta, benissimo. Quindi lei non ha mai creduto a questo fatto. Confronteremo questa risposta con le intercettazioni che abbiamo. Quindi lei non ha mai creduto a questo fatto, che Ruby frequentasse Berlusconi? No, no. No? Le ha mai parlato la signorina Ruby di Lele Mora, inteso come il noto agente del mondo dello spettacolo? Sì, me ne aveva parlato. Cosa le disse? Che era suo amico. Le disse qualcos'altro? No, non mi ricordo. Le ha mai parlato la signorina Ruby di Diana Mora, figlia di Lele? No. No? Non mi ricordo. No, di lei non proprio un nome che non... Diana Mora è la figlia di Lele Mora, gliene ha mai parlato? No. E ha mai parlato la signorina Ruby di Luca Giuliante? Sì. E che cosa le disse? Che era il suo avvocato. Che era il suo avvocato. Allora, nel mondo normale, cioè, perché hai un avvocato, lei gliel'ha chiesto? No, non gliel'ho mai chiesto.
Nemmeno, visto che non le era piaciuta questa ragazza, sospettando che potesse avere per esempio un procedimento penale, un avvocato, no? Gliel'ha mai chiesto? No. Però perché poteva avere anche un procedimento amministrativo. Ma infatti, avvocato, adesso glielo chiedo, guardi, lei mi ha suggerito una domanda molto acuta. Le ha mai detto Ruby che Luca Giuliante si interessava del suo affidamento? No. No. Le ha mai parlato di un affidamento? No, neanche. Le ha mai parlato di comunità? Sì, di comunità sapevo che era in comunità. Sapeva che era in comunità. Per quale ragione? Perché quando ho scoperto che era minorenne sapevo che comunque non poteva stare da sola. No, signora Facchinieri, io la prego, faccia riferimento mentalmente a quel tempo, non a quello che ha saputo dopo. Ruby, non confondiamoci, né io sinceramente la voglio confondere. Ruby, nell'agosto-ottobre 2010, quando vi siete conosciute, le ha mai detto che lei era in comunità? No, che mi ricordi no. L'ha saputo da Luca Risso? No, non mi ricordo neanche Non questo. se lo ricordo. Allora, signora, Luca Risso conosceva Lele Mora? No, No. Conosceva Luca Giuliante? l'ha conosciuto, sì. Solo nell'occasione del, aperte virgolette, interrogatorio, o lo aveva conosciuto prima? Era venuto una volta all'Albicocca, Con chi era venuto l'avvocato Giuliante all'Albicocca? da solo. C'era pure Ruby con Giuliante quella sera? Sì, mi sembra. Risso parlò con loro? Sì, Risso sapeva se Ruby era minorenne? sì, l'ha saputo. No? Sì. Abbiamo fatto, come dire, Sì, non mi ricordo una sorta di il giorno, accordo l'ora, la dialettico. data. Però. Si Sì. riferisca sempre Sì. al tempo in cui si ineriscono i fatti. Sì. Quindi nell'agosto 2010 lei sa se Risso sapeva che Ruby era minorenne o no? Non ho la certezza Non ha la della certezza. data. Mhm. E cosa venne a fare l'avvocato Giuliante all'Albicocca? Al ristorante o alla discoteca? Al ristorante. Al ristorante. Quindi cenò con Ruby, Sì, al tavolo con Ruby. Si sedette anche Risso? sì, Quindi cenarono loro tre. sì. Risso le riferì l'oggetto del loro discorrere? No, No. Lei non lo chiese, signora? sì, probabilmente l'ho anche chiesto, ma io non ricordo. Lei non ricorda. Ma mi faccia capire una cosa, signora, questa venuta dell'avvocato Giuliante presso il ristorante Albicocca di Luca Risso è anteriore o successiva alla cacciata di Ruby dall'Albicocca perché ballava in maniera scomposta su questa misteriosa console? Io Ruby l'ho scacciata dall'Albicocca quando ho saputo che era minorenne. Ah, quindi lei ha saputo che Ruby era minorenne nell'agosto del 2010. No, non nell'agosto. Ottobre. Non mi ricordo il giorno e l'ora precisa. Comunque Periodo, il signora. periodo, esatto. Da settembre a novembre? Non mi ricordo quando. Bene. Come l'ha saputo che Ruby era minorenne? Me l'ha detto Luca. Gliel'ha detto Luca. Abbiamo circoscritto il periodo settembre-novembre 2010, va bene? Considerando che Ruby compie gli anni il 1° novembre. Cioè, quindi il 18° anno l'ha fatto il 1° novembre. Allora, Luca Risso le disse Scusi che... un secondo, ma Prego, allora signora il 6 ottobre 2010, quando intervengono quelle conversazioni tra lei e il suo fidanzato, lei lo sapeva o non lo sapeva che Ruby era minorenne? Io non mi E ricordo. ballava ancora sulla console all'Albicocca o l'aveva già allontanata? No, io quando ho saputo Perché che era non abbiamo capito. No, io quando ho saputo che era minorenne non ricordo il giorno. Io da quel momento lì non l'ho più voluta dentro Questo l'Albicocca. l'abbiamo capito, ma in aiuto alla memoria si riporti a quel periodo, signora. Io non mi ricordo se Il 6 io ottobre sapevo già- ballava, prima del 6 ottobre ballava ancora sulla console o l'aveva già allontanata? Non mi ricordo, se sapevo che era minorenne l'avevo già allontanata. Cioè, non veniva... Facciamo mente locale. Probabilmente l'avevo già allontanata. Non ricordo. Guardi che se abbiamo capito all'inizio della sua deposizione, questo è stato l'elemento scatenante, la rottura del suo rapporto con Risso, per cui faccia mente locale. Non ricordo.
Veramente non ricordo, cioè lo direi, nel senso non ho problemi. Ma ha detto che non l'ha visto più dopo il 7 di ottobre il suo fidanzato, verosimilmente non sarà più andato all'Albicocca o ci andava ancora? No, io lavoravo lì, era lui che non veniva all'Albicocca. E la ragazza veniva? No, no, assolutamente. Il 7 di ottobre non veniva già più? Probabilmente no. No, ce lo dica lei. No, non mi ricordo, no, non veniva più. Ho letto tutte le conversazioni con Risso, si capisce che Risso la informa sull'oggetto dell'interrogatorio. Perché Ruby doveva essere interrogata? Tra virgolette interrogata. Sentita, ascoltata, interrogata. Perché? Io non lo so. Non lo sa? Lei sa se è stato fatto un verbale? No, non ho idea. Luca le ha detto più nel dettaglio quale fu lo specifico, un po' l'ha già detto qual era l'oggetto, gliel'ho letto e lei ha confermato. L'oggetto dell'interrogatorio? No, l'ha detto, gli ho letto le intercettazioni. Comunque, tribunale, prego. No. No? Siamo solo a gennaio 2010 e in mezzo ci sono pezzi da 90, le dice Risso, in riferimento all'interrogatorio. Non so che cazzo ci faccio qui, se vuoi ti chiamo e capisci. Ti chiamo, rispondi, ma non parlare solo se sei nel silenzio assoluto, ok. Allora, da questa telefonata si capisce, da questo messaggio, si capisce che Risso ritiene che lei sia curiosa dell'interrogatorio, tant'è vero che la mette in ascolto. Giusto? Sì. È corretto? Sì. Allora, per quale ragione Risso presume che lei fosse, ritiene, non presume, che lei fosse curiosa? Beh, perché comunque magari era un modo per farmi vedere che era realmente lì, visto che io comunque già non volevo che ci andasse. La mette in comunicazione durante l'interrogatorio, Sì. per farle sentire l'interrogatorio e non si sente nulla. Nulla. Aggiungo purtroppo, ma comunque il testo dell'SM successivo, qualcosina, dice lei, cioè qualcosina. Quindi lei qualcosina ha sentito, signora? Sì, delle voci, ma niente, no parole. Qualcosina, che cosa ha sentito, le domando? Non ho sentito nulla. Non ha sentito nulla. No. Però lei dice, ma qualcosina ma prendeva male, ma dove sei? Perché stanno interrogando Ruby? Perché tu ascolti tutto? C'è lei o solo l'avvocato? Quindi lei le domande allora se le ha fatte molto chiare? Sì, ma perché ero preoccupata Cioè, preoccupata, scusi, di che cosa? di lui, cioè io non volevo che lui fosse lì. E perché, signora? Era un Perché non mi piaceva interrogatorio? tutta questa situazione, non mi E qual piaceva. era questa situazione? Non lo so, di lei che raccontava di Berlusconi, di questo avvocato che non capiva cosa, cioè non capivo perché volesse parlare con Luca. Cioè lui comunque non mi metteva a corrente di queste cose. Io ripeto, veramente, io lo vedevo la notte quando tornava a casa, probabilmente io dormivo già quando lui rientrava perché rientrava più tardi, io mi svegliavo e andavo a lavorare. Però, Era una signora, rottura totale del rapporto. Una rottura. No, da qui non si capisce, scusi, guardi, glielo dico proprio chiaramente. Sì, ma amore, 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 probabilmente in quel amore. messaggio, ma in tutti gli altri. Vabbè. Però, signora, dice Risso, c'è Lele, l'avvocato, Ruby un emissario di lui, L maiuscola, una che verbalizza comunque tranquilla e molto tranquillo, sono qui perché pensano che io sappia tutto. Lei, poi ce n'è un altro, ciao, ci sentiamo dopo. Allora, mentre prima lei aveva domandato chi c'era, quando lui le risponde che c'è l'avvocato Ruby, Lele More, dicendo Lele, cioè Lele, l'avvocato Ruby, all'emissario di lui lei non chiede, non ha ritenuto, visto che usa la L maiuscola, e non credo si riferisse ovviamente a entità sovraterrene, lei perché ha domandato chi era questo lui? No, No, evidentemente non l'ho chiesto. non l'ha chiesto? Ma lei lo sapeva in quel momento? Aveva ragione di sapere chi fosse questo lui? Beh, ho presupposto che fosse lui, visto che lei non parlava di altro. Lui chi? Berlusconi. Coraggio. Che rapporti ha oggi con Luca Risso? Non lo sento, non lo vedo più. Vi siete salutati fuori? Sì, Vi siete parlati? mi ha salutato. No, praticamente non ci siamo parlati di nulla. Lei oggi è fidanzata? Sì, È stata accompagnata qua dal suo fidanzato? sì. Lei, dopo il 7 ottobre 2010, non ha mai più parlato con Luca Risso? No, sì, ho parlato con Luca, ma io ero a pezzi, nel senso io non mi rendo conto che non ero lucida per niente, io stavo perdendo
tutto quello che avevo, il mio fidanzato, la mia vita, e non riuscivo non ero lucida, nel senso, io se parlavo di lui parlavo probabilmente di me e di lui, cioè... Ma come penso insomma sia normale, ci sono stati dei chiarimenti affettivi, sentimentali fra di voi dopo la rottura, sì, giusto, c'è stato, signora? una volta c'è stato, sì. E non è mai più tornata sulla fatidica serata del 6 ottobre 2010, che era la vigilia della rottura, quindi anche sentimentalmente rilevante. Non mi vostra interessava. vita. Non le interessava? No. Ho capito. Signora, dopo la rottura con Risso, ci sono amici, colleghi, personale di servizio, fiduciari di Luca Risso con cui lei abbia parlato, che l'abbiano avvicinata? Sì, amici miei anche. Qualcuno le ha detto qualcosa in riferimento a questo processo e circa le dichiarazioni da rendere eventualmente all'autorità giudiziaria? Cioè le è stato suggerito se rendere una versione piuttosto che un'altra? No. Risso non gliel'ha mai chiesto, per esempio? No. No. Io non ho mai più parlato con lui. Lei ha avuto rapporti economici con Luca Risso? Rapporti economici no. Cioè, in che senso rapporti economici? Rapporti economici sono di varia No, io ero maniera. messa in regola all'Albicocca, percepivo lo stipendio dell'Albicocca e... Quindi ha avuto un'indennità quando è andato via la liquidazione? Sì, più o meno. Più o meno. E Risso le ha mai dato altri soldi dopo No. quella rottura? Lei ha avuto soldi da Luca Risso, signora? No, mai. Mai? No. Chi è il socio di Luca Risso? Il socio? Ha un socio Luca Risso? Anzi, le pongo la domanda in esame. Le risulta che Risso abbia un socio nei locali Albicocca Ma e ora? Fellini? No, sempre allora, scusi. 2010. Sì, Tony Matera. Tony Matera? Ha precedenti penali questo signore? Che lei sappia? Non lo so. Non lo sa? No, è una domanda. Penso di essere libero di fare una domanda fin quando non vengo Non lo interrotto. so. Non lo sa. Mi riservo di concludere l'esame in esito ai controesami. Prego, le difese. Buonasera dottoressa, buongiorno. Soltanto una modestissima precisazione. Ecco, noi abbiamo compreso che lei poi non ha più parlato allora con il suo ex fidanzato di questa vicenda, né nella mattina successiva, per le 7, perché è tornato alle 7, né poi nei giorni o nei mesi o negli anni successivi. Esatto. Giusto? Esatto. E mi pare di aver compreso anche che questa indicazione che si riferirebbero questi messaggi o queste indicazioni a Silvio Berlusconi sono derivate da una sua deduzione postuma da tutto quello che è successo poi? Sì. Sì, benissimo. Nessun'altra domanda, grazie. Avvocato Longo. No, grazie, signor. No, non ho altre domande, non torno. Senta signorina, o signora, quel che lei, ascolti. Quando aveva iniziato a frequentare il Maru Karim il suo locale? Quando? Quando? Da agosto 2010. Fine agosto 2010. A partire da fine agosto 2010? Dove viveva la ragazza in quel periodo? Non lo so. In quel periodo non lo so. Tra le tante cose che vi siete raccontate, questo non gliel'aveva raccontato? No, ma non ci siamo raccontate tante cose come sembra. Nel senso che io la evitavo proprio quella persona. La teneva a distanza? Sì. Ha detto che sapeva che l'avvocato Luca Giuliante fosse il difensore di El Marug Karima. Sì, me l'aveva detto. Come l'ha saputo? Perché lei raccontava queste cose, diceva che le Noi aveva... non c'eravamo, ci dica cosa raccontava, con particolare riferimento all'avvocato Giuliante.
che lei aveva l'avvocato, che lui era il suo avvocato, che l'aiutava, ora le parole esatte. Aiutava a fare che cosa? In generale, visto, non mi ricordo per cosa, l'aiutava, nel senso, lei non aveva una famiglia e questa persona, diciamo, l'aiutava. Queste persone chi? Questa Scusa? persona, l'avvocato. Questa persona, l'avvocato Giulianti. Perché lei non aveva una famiglia, così le aveva raccontato. Sì, perché mi ha detto che lei ha lasciato il suo paese da quando era piccola e ha vissuto sempre da sola. Il Brasile, dice. No, poi ho saputo che era marocchina, nel senso poi... Ma gliel'ha detto il mi sembra Karima di sì. gliel'ha detto? Sì, mi sembra di sì. Veramente lei mi ha detto che viveva in Sicilia poi ad un certo punto, che ha vissuto in Sicilia, che i suoi genitori erano della Sicilia, poi è venuto fuori che era marocchina. Le ha detto che il suo paese d'origine era il Marocco. Sì. E le ha raccontato anche come e quando aveva lasciato la famiglia in Sicilia? No, quello no, non me lo ricordo, non penso neanche ne abbiamo mai parlato. Quando Luca Risso parte per Milano per incontrarsi con l'avvocato Giuliante, le dici il motivo per cui lo deve incontrare? No, mi ha detto che doveva andare e basta, che doveva andare. Ne è sicura, signorina Facchineri? Perché dalla conversazione telefonica che ha letto il pubblico ministero si dà talmente tante cose per scontate, lei sembra di capire tutto, che francamente ci risulta difficile capire che lei non fosse al corrente del motivo per cui il suo fidanzato veniva a Milano appositamente per incontrare l'avvocato Giuliante. No, sapevo che doveva parlare con l'avvocato, ovviamente. Ma il motivo di questo colloquio? No, non sapevo il motivo, sapevo che doveva parlare con l'avvocato, perché, e comunque io sapevo, è ovvio che, cioè, nel senso, sapendo che si erano visti con la Ruby, sapevo benissimo che dovevamo parlare di lei, ma non sapevo il tipo di conversazione, non sapevo che ci fosse tutta questa situazione dietro. Cioè sapeva che il motivo dell'incontro con l'avvocato Giuliante comunque Fosse riguardava Ruby, certo. El Marug Karima? Sì. Questo lo sapeva? Sì. Un'altra cosa, quando lei dice nel messaggio stai attento, ricordati il grano, il suo fidanzato è solito portarsi dietro gli incassi dei locali, lasciandoli in macchina? Lasciandoli in macchina, nella valigetta, nella tracolla. Cioè, E era lei come fa a solito. sapere che anche quel giorno c'aveva dietto il grano? Perché come io quando l'ultima sono lei? arrivata a casa non l'ho trovato, per quello che mi sono preoccupata, gli avevo scritto un messaggio cioè in tutta quella situazione gli avevo scritto anche quel messaggio lì. Ma quale situazione particolare? Non Dai. abbiamo capito, doveva incontrare un avvocato. Sì, lo so, però poi lui mi aveva scritto quei messaggi e io mi sono comunque preoccupata. Di che cosa non è ci è dato comprendere, sinceramente? Di che cosa esattamente si è preoccupata? No, sono preoccupata di lui, che comunque, cioè, ero preoccupata per lui, perché comunque non mi piaceva questa situazione. Lei ha risposto alle domande del pubblico ministero che lei veramente non ha mai saputo fino al 6 di ottobre che El Marug Karima frequentasse il suo fidanzato e che si esibisse nell'altro locale di Luca Risso. No. Dopo i messaggi e le letture delle conversazioni intervenuti il 6 e 7 di ottobre, lei ha detto che non ha avuto un chiarimento di nessun genere con il suo fidanzato. Ci risulta veramente difficile comprendere come lei abbia preso un periodo di riflessione lontano dal suo fidanzato senza avere neanche un motivo. Era impossibile parlare con Luca, lui non mi rispondeva al telefono. Sono andata a cercarlo dentro il Fellini, non lo trovavo, non era, cioè, mi evitava, palesemente mi evitava. Poi finalmente sono riuscita, cioè, a vederlo dopo un sacco di tempo. Cioè questo di punto in bianco, dopo, Sì. quando è tornato dalle 7 del mattino del 7 ottobre, ha Sì, io non iniziato mi a ric- evitarla. Le spiego, non mi ricordo esattamente se era proprio il giorno dopo, però comunque io dovevo per forza andare a lavorare, nel senso non potevo... Cioè, nel senso, quando c'è la rottura di un rapporto, magari io comunque, cioè, vedevo anche lui che si allontanava. Sicuramente, cioè, stavo male per questa cosa, però avevo anche un minimo di orgoglio mio, non è che potevo sempre andare lì, cercarlo, piuttosto che io cercavo comunque avevo comunque un locale da mandare avanti e cercavo di lavorare. Quando io tornavo a casa, lui rientrava tardissimo, poi c'è stato un momento che gli ho detto, guarda, ascolta, io mi prendo un periodo, cioè, così almeno sia te che io riflettiamo, perché io così non posso andare avanti. Cioè, io lavoravo tutta la settimana,
dal martedì alla domenica, tutti i giorni, tutto il giorno, fino alle 2 del mattino. E lui comunque era sempre in giro, io non potevo controllarlo realmente. No, ma non è questo il tema della domanda che gli sta facendo il Tribunale. Il tema è diverso, cioè quanto tempo andava avanti il suo rapporto con Luca Risso? Da quanto tempo io stavo Sì. con lui? 3 anni e mezzo. Quindi improvvisamente, da partire dal 7 ottobre, quando vi siete lasciati amore, 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 improvvisamente Luca Risso la evita e lei, non ignara del suo rapporto, oltretutto, con El Marou Karima, ignara di qualsiasi questione che si era presentata prima, dice che lui la evita e lei non lo affronta mai. Prende e se ne va da una sua amica per prendersi un momento di riflessione. Non era amore, 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 nel senso che lui il magari... messaggio è dato lettura, guardi, è scritto. Sì, ma in quel caso magari mi ha chiamato amore, ma lui magari mi chiamava amore, ma non vuol dire che se una Risponda alla domanda. Sì, non era amore, amore. Cioè, mi ha chiamato amore, ma stava andando male tra di noi. Quindi lei la crisi del suo rapporto a quando l'ha data, scusi? Da quando siamo tornati dalle ferie, che già comunque non andava bene, che era metà agosto. Quindi a partire da metà agosto Sì, lei più o meno. data più o meno Sì, l'inizio della crisi. Poi comunque ci sono state, in 4 anni ci sono state un sacco di volte che comunque è successo che ci siamo lasciati per periodi anche abbastanza lunghi, tipo 6-7 mesi, e poi magari ci siamo rimessi insieme, quindi non è che è stato un rapporto proprio così fluido il mio, il suo, non è che siamo stati 4 anni. Quindi vuol dire che alla d'amore. fine era assolutamente normale che lui potesse comportarsi in questo modo nei suoi confronti? Purtroppo sì. Secondo lei per quale motivo Luca Risso voleva che lei stesse a sentire le conversazioni che intratteneva con l'avvocato Giuliante a Milano? Probabilmente perché voleva mettermi a conoscenza, non so, per fortuna che non l'ha fatto. Nel senso, magari mi voleva mettere a conoscenza di Magari questa lo possiamo conversazione. eventualmente dire noi, abbiamo chiesto lei cosa ritiene. Non lo so, per farmi sentire, non lo so il motivo, cioè, per rendermi partecipe di questa cosa, evidentemente. Lei sapeva che doveva incontrare l'emissario di lui prima che partisse e venisse a Milano? No, Perché visto che lo assolutamente. danno per scontato nella conversazione che lei intrattiene con Luca Risso, viene da pensare che fosse a conoscenza No, dei io- termini dell'incontro. No, assolutamente. Non lo sapeva? No, Neanche questo? no. E quando gli dice lui, scusi, l'emissario di lui, questo lui, come le proprio gli può venire in mente? Scusi Presidente, L'onorevole mi rendo Silvio conto, Berlusconi. però per la nostra verbalizzazione la dottoressa ha detto che è una deduzione postuma. Lo faremo dire alla testa, No, avvocato l'ha già detto, Ghedini. l'ha già detto, è chiaro che Benissimo, se è tutto risposta non trascritto. Se vuole facciamo un incidente ufficiale e risentiamo il nastro sul punto. Ma Fa grazie, così? avvocato Longo. Quello della registrazione. Se il Tribunale può terminare di sentire la Sì, testimone. dopo che ho fatto questa osservazione verbale, sì, senz'altro, grazie. Grazie, ma stia tranquillo che viene tutto registrato e il cancelliere ha già provveduto ad annotare la questione sollevata dalla difesa. Può rispondere, per piacere? Mi può ripetere la domanda, mi scusi? Visto che nella conversazione telefonica di cui gli ha dato lettura il pubblico ministero in riferimento all'emissario di lui, lei ha detto che si riferiva a Silvio Berlusconi, ci viene da chiedere come mai lei avesse ritenuto proprio di fare questa associazione. Io rinnovo l'opposizione perché la dottoressa non ha detto questo, ha detto cose diverse. Lo chiarirà la testimone, avvocato Già Ghedini. chiarito, e io faccio l'opposizione perché la domanda del Tribunale è volta ad ottenere evidentemente una risposta diversa. Evidentemente il Tribunale può aver compreso male, ma la testa è qui apposta per chiarire Il eventualmente. Tribunale proprio perché questa è la registrazione. Se posso interloquire. No, perché non ci si può Benissimo, opporre alle Presidente. domande del Tribunale. No, a verbale, ci si Prego, può Testa. opporre alle domande del Tribunale. Questa è un'invenzione di quale giurisprudenza che non ci si può opporre alle domande del Tribunale? Il Tribunale fa una domanda suggestiva o cattiva e non ci si può opporre? E questa è la regola? Abbiamo annotato e preso nota della No, sua lei ha detto che opposizione, alle domande avvocato del Tribunale non si può Longo. opporre in linea generale, quindi io faccio opposizione a questa impostazione generale. Tranquillissimo. Può rispondere alla Io domanda? presumo fosse lui, cioè presumo veramente io ho difficoltà ora a dire
quello che io ho letto, da tutte le cose che sono uscite, a quello che mi è stato detto prima, è stato detto dopo. Io ho fatica a ricordare, anche perché per me è stato un periodo difficile, ho cancellato molte cose. Prego, pubblico ministero. Volevo riprendere delle domande dopo le vostre domande. Sì, però dopo le domande del Tribunale le parti sono riammesse a fare altre domande, e questo lo sappiamo tutti. E anche a me, per la verità, era parso che lei avesse detto una cosa diversa prima, con riferimento alla presunzione che non si trattasse dell'emissario di lui. Io le leggo una intercettazione, che è la 5845 del 7/10/2010, che intercorre fra Luca Risso ed El-Maroug Karima. La leggo innanzitutto perché è patrimonio conoscitivo delle parti, oltre che del Tribunale, perché è trascritto, perché vi sono dei riferimenti a lei. Karima, oi, ciao tesoro, Risso, Karima, Puoi Risso. dare riferimenti, Subito. per piacere? 5845 del 7/10/2010, 5845 del 7/10/2010, ore 19:21. Io posso... Prego. Oi, ciao tesoro, ciao. Karima, allora Risso, sono al Richelieu. Teniamo presente l'orario della telefonata, sono le 19:21. Adesso ho fatto qua alcune cose. Prima ti ho detto così, hai preso il treno, c'era la Serena a fianco a me. Karima, ho capito questo, non sono stupida. Risso, il riso lieve. Ma ieri te ne sei riandato? Me ne sono andato via alle 6:15. Sai a che ora sono arrivato a Ca? Puntini, puntini. Karima, e che le hai detto? Niente, meno male che dormiva. Vabbè, sai, io ero lì. Le avrei detto che domani viene, che mi sarei fermato a dormire in autostrada. Le avrei detto se è vero che stava dormendo. Risso, ma se fosse stata sveglia, le avrei detto che mi ero addormentato in autostrada. Karima ride, oh Signore benedetto, che disgrazia. Risso, è vero, mi è piaciuto tra puntini puntini. Karima, riso lieve. Risso, Karima, ascolta una cosa, mi sono sentita con lui. Risso, chi è lui? Lui. Risso, lui, il grande, lui, Gesù, comunque. Risso, mi sono sentito con lui che mi ha chiamato. Risso, Karima, mi ha chiamato proprio 3 minuti fa, poi dopo mi ha chiamato Ruba. Mi ha detto che si è sentito con Lele, che io ho scritto tutte le cose con l'avvocato e mi ha detto che ha saputo tante cose. Io ho detto mi fermo, perché poi mi fermo io, perché c'è un discorso che in qualche modo non la riguarda più. Allora, lei vede, signora Facchineri, da quello che le ho letto, si capisce chiaramente che Risso torna a casa, la trova addormentata e il giorno dopo non racconta di nessuna discussione, non racconta di nessuna disarmonia, ma anzi fa capire che ha taciuto con lei, come come fanno certe persone con la fidanzata tradita, e che quindi non c'è stata nessuna discovery, nessun contenzioso né nessuna tensione. E questo lo dice il giorno seguente e dà una serie di giustificazioni, dice se fosse stata sveglia le avrei spiegato che eccetera eccetera. Come collega queste affermazioni con la versione che lei ha dato stamattina? Posso, signor Presidente, serve un'opposizione, posso soltanto esprimere. Si dà per scontato che quello che Risso racconta a El-Maroug sia la verità. Cioè sì, soltanto su questo presupposto si può chiedere di risolvere un eventuale contrasto. Si dà per scontato che ciò che emerge nella conversazione tra l'uomo e la signorina Ruby sia la verità, e che non abbia invece potuto mentire anche alla Ruby stessa. La domanda è ammessa. Sa spiegare come mai Luca Risso desse quella spiegazione al El-Maroug Karima? Non lo so, io quando lui è tornato a casa non stavo dormendo proprio per niente, anzi, lui non ha voluto parlare con me, mi ha detto che era stanco, che poi semmai avremmo parlato domani, si è messo a letto e si è addormentato proprio senza problemi.
Io poi dopo, mi sembra un paio d'ore, sono uscita perché non riuscivo neanche a stare in casa. Poi non mi ricordo, il giorno dopo sono andata a lavorare, poi non ricordo poi quello che è successo negli altri giorni, però non c'è stato veramente nessun tipo di spiegazione a quello che c'è stata quella sera, quella notte. Cioè. Quindi signora, sostanzialmente lei ha sviluppato un'autonoma ipotesi su chi fosse l'emissario di lui, una sua autonoma ipotesi, ho capito bene? Cioè era una sua suggestione personale, una sua analisi personale? No, gliel'ho spiegato, probabilmente io sono influenzata anche da quello che è uscito sui giornali e ora non riesco a distinguere quello che è cioè quello che mi è stato detto da quello che comunque c'è. Però vediamo di capire le cose con calma. Voglio capire una cosa. Lei ha detto che Ruby le parlava di Berlusconi. Sì. E lei ha detto che non credeva a Ruby, corretto? Ho sintetizzato bene? Sì. Quando Risso le scrive che c'è un emissario di lui, lei pensa a quello che diceva Ruby, che parlava di Berlusconi? Sì. Si ha già risposto, cioè io capisco che il pubblico ministero non riesce a ottenere le risposte che vuole, ma non si può continuare con la testa a insistere su concetti già... Troviate anche il tribunale su questo. Io non dico niente perché aspetto che il tribunale si pronuncia. Grazie. Quindi lei ha detto sì. Sì, ho supposto che fosse lui. Quindi è una sua supposizione, corretto? Sì. Corretto, benissimo. Mentre la presenza di Dele Mora gliel'ha detta Risso, perché risulta dalle carte, Sì, corretto? esatto. Dalle intercettazioni. Quindi lei non sa chi fosse l'emissario, ha sviluppato una sua supposizione, ma Risso le disse che c'era Giuliante, Mora, Ruby, una verbalizzante, una segretaria, no? Risso l'ho già detto, e questo signore emissario che lei autonomamente ricollega a Silvio Berlusconi anche in forza dei discorsi che aveva fatto Ruby, però è una sua suggestione. Siamo d'accordo su questo? Sì. Benissimo. E che ci faceva Mora lì? Lei non gliel'ha mai chiesto a Risso? No, io non ho mai parlato di Luca di queste cose. Cioè, tutto quello che è io l'ho letto Va sul bene, giornale. d'accordo, non ho altre domande. Di difesa una domanda da rivolgere alla Teste. Può andare.